Passione che nasce all'interno delle mura domestiche, battezzata per la prima volta nel lontano 1986 quando accompagnò alla cavalcata sarda il gruppo Folco di Bono. Una persona umile, una persona tutto tondo ed una persona che non ama tanto la pubblicità, perché lui stesso dice: Mondo Vercellino, mio babbo, è stato unico e tale resta. Ma lo è anche il figlio, un grande strumentista, un grande suonatore, e oggi tra i più bravi ma è anche tra i più richiesti, in particolare per quei balli che accompagnano la storia del Goceano. Guido Vercellino da Bono. E quante belle pagine di storia ha legato il papà a Illo Rai. Ed Illo Rai, stasera abbiamo una bellissima coppia con gli abiti sempre gioiosi della festa, gruppo Folco Samame Sunie, che è un po' anche la struttura culturale legata al folklore di Illo Rai. Zio Mondo accompagnava quel gruppo e oggi per lui lo fa Guido. I balli identitari, balli tipici, sono quei balli di piazza, danza che fa parte appunto di questa identità del Goceano, e poi su ballo di Illo Rai, Guido Vercellino.